Ciao a tutti, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio. Lo ammetto, questo è un video un po' strano, un po' particolare, che nasce da lontano, ma io quando ho qualcosa qui la voglio dire, la voglio condividere, anche per capire se sono l'unico a fare caso a queste situazioni o se c'è qualche altro pazzo che come me nota tutti i particolari del calcio. Allora, perché parlo delle reti delle porte? Perché questo video nasce in realtà da molto lontano, da una partita che io vidi all'inizio della stagione 2008-2009, credo che fosse Roma-Reggina. Vinse la Roma 3-0 con un gol di Aquilani, tra l'altro molto bello, dal limite dell'area, ma che mi diede molto fastidio perché il pallone non si insaccò, il pallone entrò palesemente in porta, ma finì contro quelle orribili protezioni che ci sono dietro la rete di metallo, credo, insomma, una specie di tubi, e la palla non toccò la rete, sembrava che avesse preso il palo, toccò questa protezione e tornò indietro, quindi era un gol, ma non sembrava un gol, perché il gol per antonomasia è quando il pallone si insacca dentro la rete. Ci sono tanti modi anche poetici di dire la dolce morte del pallone nella rete, ma in effetti è questo un po' anche il modo che noi abbiamo di esultare dopo, quando c'è un gol, quando vediamo il pallone dentro la rete, proprio afflosciarsi, la rete che si affloscia con il pallone dentro. E questa cosa mi ha fatto pensare, quindi già da tanti anni, a come siano cambiate, come sia cambiata la composizione proprio delle porte, quantomeno in Serie A. Poi è vero che anche in Europa c'è questo, e devo dire che le porte, chiamiamole moderne, a me sembrano un po' tutte uguali. A me sembra sempre che il mondo vada verso un'omologazione totale di qualsiasi cosa. Se voi guardate anche le maglie delle squadre, a seconda dello sponsor tecnico che hanno, può cambiare il colore, ma il disegno è un po' uguale per tante squadre. E le porte anche, è vero che non sono tutte uguali, però la mia sensazione è che non ci sia più quella caratteristica differenza. Io, se mi fate vedere la foto di una porta degli anni 80 o degli anni 90 o dell'inizio degli anni 2000, io nella maggior parte dei casi vi so dire a quale stadio corrisponda. Oggi francamente no. Oggi francamente vedo tutte queste porte appunto con queste protezioni che ci sono, che non permettono al pallone di insaccarsi in maniera classica come era una volta, e mi voglio ricordare insieme a voi le caratteristiche proprio che avevano le reti di una volta. Io mi ricordo, ad esempio, c'è una cosa che io non ho mai amato, e questo riguarda il calcio del passato, il calcio del presente e il calcio del futuro, che sono le reti colorate. Mi ricordo che in Francia c'erano delle squadre che avevano le reti verdi, una cosa che mi infastidiva perché non si capiva quando il pallone entrava, sembrava che il pallone fosse andato sempre fuori. Mi ricordo, non mi ricordo se era Paris Saint-Germain Juventus con gol di Roberto Baggio, Paris Saint-Germain Milan con gol di Boban, o Strasburgo Milan, una partita in Francia di una squadra italiana con le reti verdi, una cosa fastidiosissima. Così come non mi sono mai piaciute le reti nere. Ce le aveva il Cesena, ricordo, nel fine degli anni 80 e poi anche negli anni 90 in Serie B. Ce l'aveva l'Olimpico di Roma negli anni 80, prima della ristrutturazione. Non mi piacciono le reti in generale colorate. Ricordo la Juve Stabia, il Parma, anche a Verona c'era lo stadio con le reti giallo-blu. Le reti secondo me devono essere bianche, anche perché è il modo migliore per capire quando il pallone entra in porta o meno. Però io mi ricordo anche proprio delle reti caratteristiche, delle porte caratteristiche negli stadi italiani. Ad esempio mi ricordo delle Alpi di Torino, che all'inizio, fino credo al 93-94, aveva delle reti strettissime, cioè la distanza tra la linea di porta e la fine della rete era strettissima e sembravano a vederle delle porte più piccole. Poi dopo, dalla metà degli anni 90 fino
al suo abbattimento, aveva delle porte al contrario con delle reti larghissime. Se voi guardate le immagini, non so, del 96-97, del 97-98, delle reti delle Alpi di Torino, c'è 1 chilometro tra la linea di porta e la rete. A San Siro, ad esempio, c'erano delle reti all'inizio degli anni 90 che non mi piacevano, perché non erano delle reti appunto in cui il pallone si afflosciava bene, in cui il pallone si insaccava bene. Poi mi ricordo nella stagione 97-98, anche in questo caso come l'inizio delle Alpi, delle reti strettissime, anche molto tese, che il pallone quasi quando veniva colpito forte ed entrava in porta tendeva a riuscire. E poi più o meno sono sempre state delle reti mediamente che a me piacevano abbastanza. Ricordo all'Olimpico di Roma invece c'erano delle reti veramente classiche col pallone che si insaccava in maniera quasi armonica in porta. Ricordo lo stadio Tardini di Parma nei primi anni in cui il Parma era in Serie A, che aveva delle reti che non piacevano a tanti perché il pallone a volte rimaneva incastrato dentro la porta. Ricordo un Parma-Torino, un calcio di rigore, non ricordo di chi, col pallone che rimase incastrato. Andatevi a cercare Parma-Torino, credo del 92-93, c'è un calcio di rigore, il pallone che rimane proprio incastrato in mezzo alla porta, non si sapeva che fine avesse fatto. Ecco, tutte queste caratteristiche, io adesso ve ne ho citate alcune, ma ecco, ve ne potrei dire tante altre. C'era un po' la sensazione che ogni stadio e ogni squadra avesse la sua caratteristica, come con le maglie, come con i palloni. Vi potrei citare tutte le squadre che avevano ad esempio il pallone stile tango, il Milan degli anni 90, o il pallone della Uhlsport mi piaceva tantissimo, che avevano Parma e Genoa, me li ricordo quasi tutti, e io sapevo che quel pallone lì mi ricordo un pallone della Diadora bellissimo del Napoli, bianco con dei triangoli. Mi ricordo i palloni della Premier League degli anni 80 completamente bianchi, sembrava, non so chi di voi al mare utilizzava il pallone che si chiamava Derby, non so se esisteva anche in altre parti d'Italia. Io a Roma utilizzavo o il tango o quello, che li facevano, uno era tutto bianco e uno era tutto giallo quasi dorato, e si sapeva che quella squadra lì aveva quel pallone. Quando poi è stato unificato anche, cioè, il pallone della Serie A, tutti utilizzano lo stesso pallone, è sempre un'omologazione che a me non piace moltissimo. È un po' come quei cibi, quelle verdure o quella frutta che hanno tutte lo stesso sapore, che sono tutte coltivate nello stesso modo, e mi piaceva un po' di più quando c'era la grande differenza tra città e città, tra squadra e squadra. Si potrà fare anche per i palloni una volta, ma oggi mi sono venute in mente le reti delle porte, che quando vado a rivedere qualche immagine vecchia mi ricordo esattamente che quella era la rete dello stadio di Firenze, quella era la rete dello stadio di Genova. Oggi, seppur non sono tutte uguali, la struttura mi sembra sempre la stessa. Ditemi che cosa ne pensate. Lo so che è un format un po' strano questo, però sentivo di dedicare qualche minuto e un video a questa differenza, che testimonia un po' come i tempi poi siano cambiati, e non sempre purtroppo in meglio. Iscrivetevi al canale, io torno domani, ciao.